E oltre 7.000 persone ieri pomeriggio hanno assistito in piazzale Burchiellati allo show di Beppe Grillo, giunto a Treviso per sostenere il candidato sindaco dei Grilli Treviso, David Borrelli. Oltre 2 ore di satira e informazione per poi affrontare i temi caldi riguardanti la città, dai parcheggi agli inceneritori. Sentiamo. Erano oltre 7.000 ieri pomeriggio in piazzale Burchiellati a Treviso. Sul palco uno scatenato Beppe Grillo, venuto a sostegno del candidato sindaco David Borrelli e dei Grilli Treviso, nati dalle spoglie del V-Day con l'intento di restituire la politica ai cittadini. Tanti vaffa urlati al cielo contro una politica fatta di interessi che sposta sempre i problemi, anche quelli più urgenti secondo Grillo, a un impalpabile dopo. Il referendum le fa per cambiare la legge elettorale dopo. Allora mettiamoci in profilattico. Poi la stoccata alle amministrazioni trevigiane degli ultimi anni. Hanno avuto vita facile perché siete voi che nel DNA vi fate un culo così e non vi lamentate mai. La cosa che vi siete giocati però lo si vede dalla vostra faccia. Siete tristi! Ma sul palco, oltre allo spettacolo Grillo, si sono alternati diversi ospiti per parlare dei problemi concreti della città, dagli inceneritori a Park Vittoria, con la proposta di far tornare la piazza, coadiuvata dal web, il vero centro democratico della città. Guardate che se loro riescono in questa città a introdurre uno di loro, un bacillo di loro, uno piccolo, magro, con un computerino così e una webcamera, sono rovinati per tutta la vita! Grazie!